causa del coronavirus molte persone hanno ricevuto i documenti in ritardo. Alcuni hanno ricevuto i documenti la settimana scorsa, ma anche oggi abbiamo constatato che molta documentazione era carente e quindi come tale si sono ritardati gli inserimenti delle pratiche. Il termine del 18 giugno quindi rischia di essere troppo breve e quindi rischia di lasciare fuori molte persone. Anche i risparmiatori coinvolti dai crack bancari rischiano di venire ulteriormente danneggiati dagli effetti collaterali dell'emergenza sanitaria. Ecco che per poter contare di più è necessaria l'unione delle forze, a partire da quelle dei legali che rappresentano e difendono anche molti vicentini. Abbiamo costituito un gruppo, siamo circa un centinaio, e abbiamo convenuto sulla opportunità, per quanto possibile, di posticipare questo termine del 18 di giugno per consentire anche a quelli che non hanno avuto modo finora di inserire la loro pratica di poter accedere al fondo. Anche le maggiori associazioni di consumatori venete hanno inviato una lettera a Consap per chiedere la posticipazione del termine del 18 giugno. Per questo stesso obiettivo si chiede l'appoggio anche dei rappresentanti regionali della politica nei confronti del governo. La nostra richiesta quindi è quella rivolta ai parlamentari veneti, per quanto possibile, per quanto si possa fare, di chiedere anche in sede parlamentare una posticipazione di questo termine, anche solo di un mese, per consentire l'ingresso anche delle persone che hanno ricevuto in maniera in ritardo la documentazione. Io mi sono sentito anche con il sottosegretario Villarosa, il quale mi ha appunto indicato che secondo la sua opinione è compito del Parlamento quella di chiedere questo rinvio proprio perché i parlamentari hanno il collegamento con il territorio.